Direttore Tonutti, il prossimo 16 di dicembre si inaugurerà il nuovo ospedale di Pordenone. È un evento che sembra quasi in controtendenza rispetto a quello che insomma sta vivendo la sanità pubblica in questi tempi. Quali significati possiamo dare a questo importante evento? Ma il significato è quello di riuscire a dare a questa città un ospedale all'altezza dei tempi, quindi con diciamo una qualità costruttiva e con tutta una serie di impianti e di possibilità anche organizzative moderna rispetto a quello che c'è oggi. Siamo in controtendenza, io sinceramente non so, questo è ovviamente se giungiamo all'inaugurazione vuol dire che questo percorso è iniziato molti anni fa. Devo dire che la realizzazione di questo ospedale è stata anche abbastanza veloce perché nella media nazionale siamo sotto di un paio d'anni, in un periodo nel quale tra l'altro abbiamo dovuto superare l'arresto del cantiere per la pandemia e quindi un arresto e una ripresa che hanno fatto perdere sicuramente tempo prezioso. E come inizierete il trasferimento e quando prevedete che tutto il trasloco dal vecchio al nuovo ospedale si completerà? Allora, noi il 16 dicembre facciamo l'inaugurazione. Vorremmo riuscire, ma di questo non ho la certezza perché dipende un attimo da alcune certificazioni che sono in corso e non so se arriveranno per tempo, a trasferire le medicine il 14 dicembre, cioè 2 giorni prima dell'inaugurazione, perché simbolicamente a me non è che piace inaugurare una cosa che non è finita e diciamo funzionante. Se questo non accadrà, i trasferimenti inizieranno subito dopo l'Epifania e si protrarranno per i primi 5 mesi dell'anno 2025, dove porteremo praticamente tutto ciò che deve entrare all'interno di questo nuovo manufatto. Non possiamo nasconderci comunque il problema della grave carenza di personale sanitario, medico e infermieristico. Come affrontare secondo lei questo problema? Beh, ci sono vari modi per affrontare questo problema, alcuni sono più percorribili, altri meno. Noi abbiamo cercato di... allora, il problema è un po' diverso, il problema medico, il problema infermieristico. Il problema medico riguarda soprattutto alcune discipline, non è così uniforme all'interno dell'organizzazione. Mentre il problema infermieristico è un problema che a quel punto, essendo una figura molto trasversale, si traduce su tutta l'organizzazione. Noi abbiamo cercato di ridurre la necessità di infermieri utilizzando altre figure professionali ove questo era possibile. Non dimentichiamoci che l'infermiere per sua natura era utilizzato in tante cose che effettivamente potevano anche essere svolte da altre figure professionali. Però questo ci ha aiutato a superare e ad arrivare fino a qui con tutto sommato un'organizzazione che tiene, però adesso da qua in avanti anche la fantasia di riconversione comincia un po' a affievolirsi, quindi la necessità di avere un ricambio di figure che almeno quanti ne escono e entrano comincia a essere fondamentale. Purtroppo la tendenza in questo non c'è e quindi avremo sicuramente alcune criticità. Non dimentichiamo che già in molte aziende sanitarie, cosa che io qua ho trovato, ad esempio, non è che ho fatto io, ci sono alcuni servizi che sono addirittura appaltati, tipo RSA appaltate, questo è da tempo che in questa azienda ci sono, ma anche in altre aziende, la domiciliare e quant'altro. Ecco, è una strada che non mi fa molto piacere percorrere, devo essere sincero, ma a un certo momento, quando ci troveremo nella situazione, dare le attività oppure non darle, a quel punto dovremo pensare a tutto. Ma ad oggi di quanti medici e di quanti infermieri avreste bisogno? Ma rispetto ai nostri fabbisogni, io direi che siamo sulla 70ina di infermieri e sulla 50ina di medici.
70 infermieri sono tanti, perché corrispondono più o meno a 4-5 reparti, tanto per essere chiari, quindi questo rischia di tradursi in una contrazione delle attività al di sotto di quello che invece serve a questa popolazione. Quindi dobbiamo assolutamente riuscire a far fronte a questa situazione. L'ospedale nuovo forse aiuterà un po', perché magari i reparti più grandi consumeranno un po' di risorse in meno, perché c'è un po' meno frammentazione rispetto ad adesso, però abbiamo la necessità di queste figure. Adesso vediamo cosa succederà a novembre, quando si diplomeranno qua 50 infermieri. Noi abbiamo già pronto il bando per assumere tutti quelli che vengono, vediamo effettivamente quanti riusciremo a reclutare. Torniamo al tema dell'ospedale. Credo che ci sia necessità di rivedere in qualche modo la viabilità che in qualche modo contorna l'area del nuovo manufatto. Ma questi sono, diciamo, lavori di contorno che non facciamo noi, che farà il comune, però dobbiamo dire che già oggi le persone parcheggiano lontano dall'ospedale, fanno un pezzo a piedi, proprio il pezzo che salta all'attuale ospedale, quindi da quel punto di vista mi pare che la vedo meno drammatica di quella che viene raccontata, nel senso che a questo punto l'ospedale può partire anche con la viabilità che c'è oggi. Poi è chiaro che in una situazione di possibile miglioramento della viabilità il comune adotterà sicuramente tutti gli interventi che la migliorano, ma diciamo che non è vincolante la partenza del nuovo ospedale con la viabilità. Una volta completato il trasferimento dal vecchio al nuovo ospedale, che cosa ne sarà dei vecchi padiglioni? I vecchi padiglioni hanno la caratteristica di essere vecchi e sostanzialmente non ristrutturabili, nel senso che il costo di una ristrutturazione sarebbe simile al costo di un abbattimento e nuova realizzazione, e poi c'è il fatto che non sono fatti, diciamo, per l'impiantistica moderna, no? Oggi la portata degli impianti è tale che questi padiglioni non riescono a sostenerla. C'è anche da dire che dobbiamo abbatterli perché abbiamo fatto un'edificazione nuova e quindi non possiamo fare neanche un abuso edilizio. Quindi vanno all'abbattimento i padiglioni vecchi, ad eccezione del padiglione A, che in questa fase per i prossimi 7-8 anni, 9, quello che sarà, resterà in piedi. È lì che verranno concentrate le attività che non riusciranno a entrare nel nuovo ospedale e verranno concentrate nel padiglione A, e poi è prevista una realizzazione di un nuovo padiglione che sostituirà l'A. Ecco, durante questi 8-10 anni l'A rimarrà in piedi. Mentre il padiglione H resterà anche quello in piedi, mi pare, e ospiterà poi gli uffici, le strutture amministrative e tecniche, mi sembra. Sì, il padiglione H è più defilato, diciamo, ha un impatto sull'organizzazione molto minore e sembra che sia proprio adatto alla fine di questo percorso a ospitare la direzione ospedaliera, gli uffici tecnici, insomma tutto l'apparato amministrativo che serve a far funzionare, amministrativo e tecnico che serve a far funzionare una struttura come quella dell'ospedale di Pordenone. Per concludere, dal suo osservatorio, quale orizzonte vede per la nostra sanità pubblica? Io credo che si stiano mettendo in atto tutta una serie di azioni che la possono preservare. È chiaro che in una situazione nella quale c'è crisi di personale da un lato, necessità di avere volumi di attività più alti per assicurare dei livelli di qualità e sicurezza delle prestazioni che noi diamo e delle cure che noi diamo ai malati. Bisogna, secondo me, un attimo ricompattarsi e quindi non possiamo continuare a tenere in piedi tutta una serie di cose che funzionano a scartamento ridotto solo che rappresentano la bandierina di qualcosa. Ecco, su questo credo che per salvare la sanità pubblica sia da fare questo. Se ci si ricompatta, a mio modo di vedere, la nostra sanità, che comunque ha dimostrato anche di tenere bene, può tranquillamente continuare a svolgere il suo lavoro in maniera più che valida. Grazie e buon lavoro.
A voi, grazie mille.